È il 12° turno d'andata del campionato di eccellenza in Friuli Venezia Giulia e le nostre telecamere si accendono allo stadio Tegil di Lignano Sabbiadoro per una sorta di testa quasi coda, una sfida tra la capolista Charlene Smuzzane e il Lignano. Le novità principali arrivano dalla formazione di casa del presidente Scudeler, che ha sostituito in settimana il mister Adamo Zecchinel, che salutiamo se ci sta seguendo in TV, ripiazzandolo con l'ex preparatore dei portieri, che ora ha acquisito la responsabilità tecnica generale della squadra, Fulvio Ventuduzzo, al quale facciamo un grosso in bocca al lupo per la sua avventura sulla panchina dei gialloblu. Il Lignano, che in classifica occupa la penultima posizione con 6 punti al pari della Virtus Corno e con la sola Itra San Marco Gradisca alle spalle a quota 5, gioca con la maglia gialla, strisce verticali blu, calzoncini blu, mentre il Ciarlis Smuzzane, che è già in attacco per la prima azione della partita, sfoggia la divisa consueta orange. Formazione del mister Pino Vittore. Ciarlis Smuzzane capolista con 26 punti a più 5 sulle immediate inseguitrici, che sono Lumignacco e Fontanafredda, quota 21. Prolungata azione offensiva degli ospiti con Fabbro, che è stato colpito duro all'altezza del ginocchio, tant'è che le formazioni, il Lignano ha messo il pallone fuori dal rettangolo di gioco per consentire le cure del caso al centravanti del Ciarlis Smuzzane. Andiamo a vedere le formazioni. Lignano schiera Davide Gobato in porta col numero 1, poi il numero 2 Luca Ius, il numero 3 Mauro, classe 97, il numero 4 Terrida, il numero 5 Russo, il numero 6 il rientrante fuori quota classe 98 Cefchetti, il numero 7 Cervesato, il numero 8 Nicola Paolini, il numero 9 è Cusin, il numero 10 è Dulmisci e il numero 11 è Chiarottini, protagonista di questo affondo, fermato però dalla retroguardia del Ciarlis Smuzzane. Gli Orange, Pino Vittore ha messo in campo in porta il numero 1 Del Mestre, il numero 2 Persini, il numero 3 Codromaz, il numero 4 Nastri, il numero 5 Zanon, il numero 6 fuori quota il classe 98 Gregoris, il numero 7 Orso Almellino, il numero 8 è l'altro fuori quota Piccolotto, il numero 9 il Bomber Fabbro, il numero 10 Migliolini, il numero 11 a Campola. In panchina con Ventuduzzo ci sono il secondo portiere Dardan Aliu, il numero 13 Pressacco, il numero 14 Pinzin, il numero 15 Stendardo, il numero 16 Pavan, il numero 17 Matteo Faggiani, il numero 18 Bottacin, classe 99, mentre in panchina con Vittore sul pino del Ciarlis Smuzzane c'è il secondo portiere Ponte, classe 97, poi Fabroni, Battistin, Grion, Cudini, Cassin e Borsetta. Occhio a Borsetta, che di solito entra e fa gol, una delle sue specialità. L'arbitro di questo incontro è il signor Gilberto Gregoris della sezione di Pescara, coadiuvato da Filippo Tortolo della sezione Basso Friuli e Luca Marcuzzi della sezione di Udine. L'altra notizia, c'è una scarpa in mezzo al campo, credo che sia di Migliorini, che difatti va a recuperare la sua calzatura che aveva perso in un contrasto precedente. Dicevamo, l'altra notizia del fine settimana è l'elezione di Hermes Canciani quale nuovo presidente del comitato regionale della Federcalcio. Hermes Canciani, che con maggioranza abbastanza bulgara è riuscito a prevalere sulla candidatura di Spartaco Ventura, che si era formalizzata negli ultimi giorni, nell'ultima settimana. Hermes Canciani, che succede dunque a Gianni Toffoletto sullo scranno principale della Federcalcio in Friuli Venezia Giulia. In bocca al lupo ovviamente anche a Hermes Canciani. Saranno 4 anni importanti, saranno 4 anni in cui ci aspettiamo che il movimento dilettantistico regionale possa continuare a crescere per quello che ci riguarda, soprattutto dal punto di vista mediatico, dal momento che ci abbiamo messo un grosso impegno, un grande impegno in queste settimane, in questi ultimi mesi, per portare avanti tutto quello che concerne la promozione televisiva e multimediale della pelota regionale. Continueremo a farlo e ci auguriamo che con Hermes Canciani tutto ciò
possa realizzarsi nei prossimi 4 anni. Lignano ha iniziato in maniera volitiva, anche se Ciarlis Buzzane, dall'altro della sua organizzazione tattica e dei piedi buoni di cui dispone, finora non ha sofferto alcun tipo di problema. Del Mestre sale per il calcio di punizione, chiamato per la posizione regolare di Cousin. Zanon, difensore goleador, ha realizzato una doppietta la settimana scorsa nella vittoria del Ciarlis Buzzane, mentre Osso Armellino in palleggio subisce fallo chiamato con un pizzico di ritardo dal signor Gregoris. Calcio di punizione per gli ospiti sulla tre quarti. Osso Armellino sul pallone. Traiettoria molto sul portiere, nessun problema per Davide Gobbato per accartocciarsi in presa bassa e bloccare l'iniziativa di Fabbro e compagni. Altro lancio fuori misura, ma è un Ciarlis Buzzane che sta provando a prendere campo, ad alzare il proprio baricentro. Cousin anticipato dai centrocampisti carlinesi. Poi Migliorini lancia in avanti, non riesce a intervenire Fabbro perché c'è l'ottima chiusura da parte di Russo, difensore centrale arrivato in estate alla corte del presidente Scudeler, proveniente da quel Cordenons con cui aveva vinto il campionato di eccellenza la passata stagione. Giornata nuvolosa su Lignano, non fa freddissimo, ma l'umidità latente si fa sentire. Il cross di Mauro, si avventa in area di rigore Durmici, il suo cross viene controllato da Peressini, che poi fa carambolare la palla sui piedi del numero 10 giallo-blu. Si riprende con la rimessa dal fondo per il Ciarlis Buzzane. Le altre partite del turno sono Union Pasiano Vesna, Gras Repen contro Virtus Corno, Manzanese contro Zemonese, Lubignacco contro Tricesimo, Torviscosa contro San Luigi, Tolmezzo contro Itala San Marco Gradisca e Chions contro Fontana Fredda. Migliorini costretto a retrocedere Ciarlis Buzzane con l'impostazione da parte dei centrali difensivi. Zanon, pallone sui piedi di Nastri che prolunga verso Fabbro, non si intendono i due, la traiettoria era in direzioni diverse, con Fabbro che aveva tagliato verso la linea laterale, mentre Nastri gli ha portato un pallone centralmente. Altro cross sul quale non riesce a intervenire Chiarottini. Del Mestre controlla senza fastidi. Fabbro sterza, ma Dulmici gli sradica il pallone. Poi c'è il fallo da parte di Fabbro. Calcio di punizione per il Lignano nei pressi della linea del centrocampo. Cervesato prolunga, Cousin in area di rigore, tiro disturbato da Zanon. È già ripartito Ciarlis Buzzane.
Piccolotto, ancora all'indietro, Nastri, Gregoris, verso Campola aveva il problema di girarsi, ma poi ha perso palla e quindi si riparte con un'altra rimessa laterale, con un Lignano che nel momento in cui riconquista il possesso della boccia non riesce a essere efficace in fase di costruzione. Peressini. Piccolotto sfonda centralmente, no, però perde il possesso perché è lui l'ultimo a toccare prima che la palla esca dal rettangolo di gioco. Si riprenderà con la rimessa di Gobbato, la rimessa dal fondo di Gobbato. Direttamente nella zona di Cusin, sovrastato fallosamente da Zanon. Calcio di punizione per i padroni di casa. Chiaruttini. Paolini addomestica la palla, poi subisce fallo e guadagna il calcio di punizione sulla tre quarti. L'esperienza del veteranissimo di 1000 battaglie Nicola Paolini. C'è Russo sul pallone. Sul sinistro ciabattato, poi in qualche modo la palla carambola dalle parti di Del Mestre. Altro fallo e qui comincia a rumoreggiare anche il pubblico di fede carlinese. Ha visto il povero Gregoris abbattuto davanti alla panchina di Vittore, che difatti fa sentire la sua protesta. È uscito dal campo temporaneamente il giocatore del Cernís Muzzane per le cure, quindi Orange in 10 temporaneamente, anche se il signor Gregoris ha già dato la possibilità
al difensore centrale di Vittore di rientrare sul terreno di gioco, e quindi parità numerica 11 contro 11. Siamo al quarto d'ora di gioco nel primo tempo, ancora nulla è successo degno di cronaca. Ci prova ora il Cernis Muzzane con l'affondo. Nastri subisce un altro fallo sulla tre quarti e c'è anche la ammonizione a Paolini, che non è riuscito, non ha tirato giù non ha tirato via il piede sull'intervento del giocatore ospite. Il Cernis Muzzane ha un buon calcio di punizione dai 35 metri almeno, ma da lì la Berta di Filippo Fabbro può ancora essere pericolosa. Difatti il bomber carlinese si incarica della battuta. Chiede anche la distanza Gobbato, non credo che abbia la visuale perfetta sul punto di battuta. Parte Fabbro direttamente in porta, la palla esce non lontana dal palo alla destra del portierone lignanese. Al 17esimo, primo reale tentativo del Cernis Muzzane. Paolini assieme a Terrida prova a liberare, ma resta in pressione il Cernis Muzzane con Accampola che vince un contrasto. Accampola si accentra, poi serve sulla corsa Migliorini, il filtrante verso Fabbro che non aggancia. Poteva essere una buona opportunità, però un Lignano presente, un Lignano che spinge a caccia del gol del vantaggio. Se è però fatto male, problema muscolare, penso sia Ius. Credo sia Pierluca Ius, giocatore con problemi fisici. Ha un guaio muscolare, tant'è che ha la gamba sinistra tesa. Al 18esimo del primo tempo, sempre 0-0. Infatti è proprio Pierluca Ius il giocatore, proprio pare non farcela, tant'è che Venturuzzo si reca nella zona delle operazioni per capire quali siano le reali condizioni del giocatore, ma per evitare problemi ha anche mandato a scaldarsi un componente della sua panchina. Il Lignano sta giocando in 10 contro 11 con Pierluca Ius fermo sulla linea laterale con un problema muscolare alla coscia sinistra, se ho capito bene. Vediamo se sarà in grado di rientrare a breve oppure dovrà essere sostituito il numero 2 del Lignano. Nel frattempo Paolini, espertissimo, cerca di guadagnare quanti più secondi può sul cronometro tenendo fermo il pallone, ma vedo che Ius invece sgambetta sulla linea laterale, quindi per fortuna può riprendere il suo posto in campo, per cui di nuovo parità numerica 11 contro 11. Durmisci spizza la palla di testa, la indirizza verso Del Mestre che non si fa sorprendere, e poi è anche bravo in questa circostanza lo stesso Ius che va a fermare la ripartenza pericolosa del Cernis Muzzane, costringendolo l'11 di Vittore a ripartire dalle retrovie. Nastri avanza palla al piede del centrocampista Peressini. Gregoris
Zanon chiede collaborazione e movimento ai suoi compagni nel centrocampo del Cerdismuzzane. Poi Zanon fa partire un lancio a cercare a Campola, che si produce in un ottimo cross pericoloso che costringe Cervesato a mettere il pallone in calcio d'angolo. Con il corto, subito alto cross, comunque rimpallato. Chiarottini prova ad uscire Lignano dalla fase difensiva. In qualche modo Paolini gestisce la palla sul centrodestra, poi la spedisce direttamente in panchina. Un rimbalzo irregolare della sfera, evidentemente. A Campola allarga il gioco il Cerdismuzzane con Peressini sulla destra. Fabro, Peressini, 1-2, ha battuto Peressini da Durmici, si prosegue. Palla che arriva a Nastri sulla linea che delimita l'area di rigore sulla destra di Gobbato. Pallone che sibila davanti allo specchio della porta dell'estremo difensore del Lignano, ma esce sul fondo. Siamo a metà del primo tempo, sempre 0-0 tra Lignano e Cerdismuzzane. Questo anticipo della 11ª giornata d'andata del campionato di eccellenza. Si fa fatica a stare in piedi, come dimostra Zanon. Non ha l'appoggio sul rinvio. Prova ad approfittarne il Lignano, che sale con Mauro alla rimessa laterale. Mauro spedisce il pallone dalle parti di Cusin, ma Zanon è sempre attento a non lasciare spazi al centravanti giallo-blu. Lignano che però perde palla. Riconquistato il possesso dal Cerdismuzzane. Zanon, Gregoris. Ancora Zanon, solita sventagliata a caccia di Filippo Fabro, che smorza il pallone con il petto. A Campola, cerca spazio verso la linea di fondo. Sterza, accentra e mette un pallone in mezzo all'area di rigore, sul quale interviene indisturbato, libero di girare di testa Migliorini, e al 24esimo il Cerdismuzzane rompe l'equilibrio, gonfia la porta di Gobbato e si porta sull'1-0. Migliorini solo in mezzo all'area di rigore, dimenticato dai difensori del Lignano, che gli hanno consentito il taglio dal lato debole. Bravo anche a Campola con un preciso cross di sinistro dopo aver fintato l'affondo sul destro sulla linea laterale. Azione di pregevole fattura da parte della squadra di Pino Vittore. Azione da squadra organizzata, soprattutto una formazione che sa perfettamente come muoversi sul campo, dimostrandolo in questa circostanza. E quindi partita in discesa per la capolista a Lignano. Terrida, avanza Cervesato, con la Terrida, ma è Nastri che spezza la trama lignanese. Fabbro vuole l'1-2 con Ossolmellino. La palla è però per il Lignano con un calcio di punizione. Piccolotto, occhio a Campola, catena di destra con Peressini. A Campola però si accentra, a Campola
dribbla 3 o 4 difensori, poi sul suo sinistro però si immola Shefketi, si resta in pressione con il Cernisi Muzzane sulla sinistra con Ossormellino, deve girarsi Ossormellino ma viene fermato dalla retroguardia del Lignano. Cervesato prova a far ripartire i suoi, ma poi Cusin è anticipato da Kodromaz. Nastri, Zanon, si gioca nella metacampo d'attacco del Cernisi Muzzane, un Lignano pressato, prova a rimanere dietro la linea della palla con uno schieramento 4 difensori in linea, un chiusissimo 4-5-1 in fase di non possesso, che però il Cernisi Muzzane è riuscito a scardinare qualche minuto fa con la bella invenzione di Accampola. Il lancio di Mauro al centro verso Cusin, indirizza il pallone a Chialandini, ma il numero 11 era in posizione regolare. Mezz'ora di gioco, anzi un po' prima, siamo al 27esimo. Un Lignano che non è ancora riuscito a produrre azioni gol degni di questo nome. Non è certo così che si può pensare di mettere in difficoltà una squadra quadrata e in fiducia come Cernisi Muzzane. Osso, come al solito Cervesato gli si pone davanti, riesce a vincere il contrasto il numero 7, avanza, palla al piede, Lignano, nulla da fare. C'è comunque Paolini sul pallone, Russo indirizza la boccia verso Cusin, che deve arretrare per liberarsi della morsa dei centrali difensivi di Vittore. Chiarutini sterza, cross al centro, da quella parte non si passa perché c'è Peressini che fa buona guardia e prova anche a ripartire. Ottimo lavoro da parte di Peressini, e subisce il fallo di Chiaruttini. C'è Del Mestre al calcio di punizione. Verso Accampola e Fabbro, piccolotto sulla boccia. Nastri, centralmente verso Fabbro, accerchiato da maglie giallo-blu. Russo spreca però il recupero del possesso e quindi il Cernisi Muzzane riparte con Gregoris, sempre Nastri, è lui il playmaker di Vittore, è colui che fa partire tutte le azioni giocando da mediano, mentre Ossormellino era finito il fuorigioco e subito la terna arbitrale si accorge dell'irregolarità e consegna il possesso alla squadra di casa. Qui al Tag Hill ci saranno centinaio di spettatori, compresi anche quelli seduti sulla tribuna fronte alla nostra, dietro le panchine dei due allenatori. Piccolotto, occhio a Fabbro, che anzi è a Campola, che riesce a avvantaggiarsi sui difensori, poi tocca male il pallone sul quale si avventa ancora Migliorini. Bravo a intervenire a rimorchio, e allora entro la mezz'ora di gioco 1-2 del Cernisi Muzzane. Il Lignano è sotto di 2 gol, con svarioni difensivi importanti da registrare per la squadra di Venturuzzo.
E ora vedremo se e come reagirà il Ciarnis Buzzane, il Lignano, su questo doppio vantaggio del Ciarnis Buzzane, che adesso si concede qualche leziosismo con Piccolotto, mentre l'onnipresente Nastri batte a metà campo, perde palla. Russo, occhiata in avanti verso Šefčevič, lo anticipa Kodomac. E poi Ossolmellino prova a trasformare la fase difensiva in offensiva, subisce fallo. Può gestire i ritmi a piacimento la squadra di Vittore. Questo ultimo quarto d'ora di gioco della prima frazione in questo anticipo dell'11ª giornata d'andata del campionato di eccellenza in Friuli Venezia Giulia. Chiarutini, non gli riesce il fraseggio con Dulmici, a Campola porta a spasso i centrocampisti giallo-blu. Il lancio di Del Mestre, sul quale probabilmente veniva Campola, ma Gobbato esce ai limiti della propria area di rigore e anticipa il movimento del sempre pericoloso attaccante con il numero 11 in maglia azzurro-arancio. Corazza, non dominante al centro della difesa del Ciarnis Buzzane. Cusin, Paolini protegge il pallone, cambia gioco sulla destra, su quale può lavorare Ius. Šefčevič, messa laterale per il Lignano. Paolini prolunga verso il suo numero 6, Ius. Questi è Terrida, che forma in fase di possesso palla il duo di centrali assieme a Russo. Subito palla persa dal Lignano, che ha idee poche e anche piuttosto confuse in questa fase, probabilmente stordito l'11 di Ventoluzzo dal terribile 1-2 griffato Migliorini, che ha portato il Ciarnis Buzzane sul 2-0. 34esimo del primo tempo. C'è anche il presidente Zanutta solitario laggiù in fondo alla tribuna del Tegil. Si sta godendo la sua creatura, che quest'anno sta dimostrando di avere una marcia in più rispetto a tutte le altre avversarie. E certamente questo Lignano poco convincente non può al momento mettere in difficoltà l'oliato meccanismo di Pino Vittore, anche se la stagione è ancora lunga. Toccato duro Fabbro, l'arbitro non rileva alcun tipo di regolarità. Dicevamo, la stagione è lunga e pur essendo convinto che il Ciarnis Buzzane possa arrivare fino in fondo, mantenendo anche il vantaggio già accumulato sulle avversarie, è un Ciarnis Buzzane che deve guardarsi dalla volontà delle più immediate eseguitrici di rendere la vita durissima a Capitan Fabbro e compagni fino al termine, anche perché, come al solito, subito dopo Natale, con il mercato aperto, il mercato invernale, molte formazioni cambieranno pelle, cambieranno organico e ci sarà da valutare anche quello che succederà al termine del mercato invernale. Vi ricordo anche gli appuntamenti su Udinese TV per quanto riguarda il calcio dilettanti. Alle 18 della domenica la trasmissione Sport Life in diretta con tutti i numeri, tutti i primi commenti
risultati delle classifiche delle categorie dalla Lega Pro alla terza categoria, e poi martedì alle ore 18 a Sport Life speciale calcio dilettanti, in cui andremo a approfondire il discorso sulla giornata calcistica. Ancora Gianni Smuzzane, Fabbro nel cuore dell'area, ciabatta completamente con un puntallone, un destro fuori dallo specchio della porta di Gobbato. C'era Campola forse posizionato in posizione migliore. Fabbro da bravo bomber ha fatto l'egoista, lì un centravanti vede solo la porta e certamente non i compagni. Io però avrei appoggiato il pallone sulla destra da Campola, che aveva tagliato le spalle dei difensori godendo di più che discreta libertà. Altro lancio di Zanon, Campola non aggancia, riparte Lignano. Durmisci, galoppa Chiaruttini, perde la palla Peressini, ma Chiaruttini non riesce a superare Zanon, che gli si era materializzato di fronte. Per il momento, al di là dei 2 gol di Migliorini che stanno facendo la differenza, mi sta piacendo parecchio Cristian Zanon. Paolini, un'occhiata in mezzo, Cusin spizza un pallone, Fabbro prolunga di testa verso Campola contro Gorbato, Campola incrocia al destro. Lignano 0, Charlie Smuzzane 3, anche Antonio Campola si iscrive alla fila del gol, e al 38esimo Caraltris. Fabbro, che un paio di minuti fa non aveva servito a Campola andando al tiro con una pessima iniziativa, si è fatto perdonare appoggiando di testa, spizzando un pallone che a Campola ha solo dovuto accompagnare in porta. Gobbato in quella situazione 1 contro 1 nulla poteva per ipnotizzare un giocatore dalle spiccate doti realizzative come Totò Campola. Vediamo cosa combina adesso Lignano, stordito dal tris della formazione del presidente Zanutta. Del Mestre rilancia, anche perché spaventato dall'arrivo di Šefčević. Rimessa laterale in zona d'attacco per il Lignano Cervesato. Ius, suo cross verso Cusin, Chiaruttini deve decentrarsi, prova un paio di finte e poi opera per un cross al centro che Gregoris rende innocuo. Ancora Lignano in pressione. Šefčević cercava di far intervenire Cervesato, ma il pallone troppo lungo. Del Mestre controlla. Zanon, Gregoris fa possesso palla, Gianni Smuzzane, d'altronde forte dei 3 gol di vantaggio non ha alcuna
necessità di forzare i ritmi, cercando lo spunto migliore. Ius recupera palla, Paolini, ancora Ius in avanti verso l'isolatissimo Cousin, che se la deve vedere con i 4 difensori del Cernis Mussane. Alla meglio il centravanti giallo-blu, però, che in questa circostanza opera un cross troppo arretrato per le possibilità di intervento di Chiaruttini, e allora a Campola ci riprova, si prolunga un pallone in avanti sul quale prova ad intervenire anche Peressini, avanzato sulla linea degli attaccanti. Adesso rientra il numero 2 Cardinese per la rimessa laterale. Non sfonda Osso, ma Peressini ribadisce un cross al centro. Zanon, Kodromaz, anticipato Piccolotto, altro break per il Lignano. Durmisci, Chiaruttini, ma è Piccolotto molto bravo, spezza l'azione offensiva del Lignano. Poi Nastri non riesce a raggiungere Fabbro, e allora i padroni di casa ci riprovano. Chiaruttini ha spazio davanti a sé, opera subito un traversone sul quale interviene l'onnipresente Zanon. Messa in pressione il Lignano, Paolini, un'occhiata in avanti, poi alla fine Peressini ha una pessima idea, che è quella di colpire di testa. Difatti Zanon dice: ma caro Peressini, vabbè che sei giovane, ma appoggia di testa il pallone al portiere e la facciamo finita qui senza crearci ulteriori scompensi. Buon per il Cernis Mussane, che comunque Chiaruttini non era riuscito a essere efficace per sfruttare questo regalo del numero 2 azzurro-arancio. Siamo al 43esimo. Cousin fa salire la squadra Cefchetti, Cervesato sulla destra. Catena di destra con Cefchetti. Le finte del numero 6, sul quale non casca Kodromaz, e il pallone direttamente sul fondo con il calcio d'angolo guadagnato dai padroni di casa. Sale anche Russo per il calcio di punizione. Terrida taglia sul primo palo, arriva il cross proprio verso Russo e poi si sviluppano baci e abbracci in mezzo all'area che non piacciono al signor Gregoris, quale chiama fallo tipico di confusione. Calcio di punizione per il Cernis Mussane. Siamo al 44esimo. Ci sarà credo almeno un minutino di recupero per i due infortuni, per fortuna senza conseguenze, a Gregoris e a Ius. Anche Fabro ha avuto un problema fisico a inizio partita, però tutti regolarmente in campo. Detta passaggio Piccolotto, ma Migliorini preferisce andare a esplorare altre situazioni. Anticipato Fabbro, Cervesato spedisce pallone in avanti, ma Cousin in queste circostanze non può essere efficace, anche se giocasse 1 contro 1 contro l'Arcigno Zanon. Nella circostanza era comunque Gregoris, il centrale difensivo di Vittore, andato a chiudere sul centravanti giallo-blu. Osso, Kodromaz, detta passaggio Migliorini, sul quale però interviene Turrida, bravo, coi tempi giusti. Attenzione che rischia di complicarsi la vita Lius, chiama in causa Gobbato. Kodromaz di testa impedisce a Cefchetti di entrare in possesso. 2 minuti di recupero.
giocherà fino al 47esimo in questo primo tempo. Un primo tempo in cui il Cernis Muzzane ha legittimato ampiamente la propria superiorità tecnica, che già la classifica dimostra, ma anche per quello che si è visto in campo, solo gli ospiti pericolosi, sfruttando anche le disattenzioni dei padroni di casa. Zanon Del Mestre rilancia con i piedi, pallone direttamente in fallo laterale. Paolini, Terrida in avanti verso Cervesato, esce Kodromaz. Sta per esaurirsi anche il recupero. Il signor Gregoris sta consultando il suo cronometro. Šefčević controlla la palla proprio nel momento in cui il duplice fischio del signor Gregoris sancisce la fine del primo tempo. Le squadre vanno negli spogliatoi sul punteggio di Lignano 0, Cernis Muzzane 3. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo. Fischia il signor Gregoris e dunque riparte la tenzone tra Lignano e Cernis Muzzane in questo anticipo dell'11ª giornata d'andata del campionato di eccellenza in Friuli Venezia Giulia. Punteggio dopo 45 minuti di gioco, che in realtà erano 47 effettivi con i 2 minuti di recupero, vede la formazione ospite avanti per 3-0, la doppietta di Migliorini e il gol di Accampola hanno sbilanciato decisamente l'equilibrio del match verso Carlino, con un Lignano incapace di creare il minimo problema a Del Mestre, portiere del Cernis Muzzane, che ora opera il rilancio. Non ci sono stati cambi durante l'intervallo e quindi le due formazioni si sono ripresentate con gli stessi 22 che hanno terminato il primo tempo, vale a dire il Lignano con Gobbato, Ius, Mauro, Terrida, Russo, Šefčević, Cervesato, Paolini, Cusin, Durmisci e Chiaruttini. Il Cernis Muzzane invece Del Mestre in porta e poi Peresidi, Kodromaz, Nastri, Zanon, Gregoris, Osso, Piccolotto, Fabbro, Migliorini e Accampola. Un Lignano che non può contare su uno dei due Faggiani, mentre il Cernis Muzzane ha il giovane Rover indisponibile, motivo per cui gioca Peressini sulla fascia destra del fronte difensivo dell'11 di Vittore, con Kodromaz che è andato a occupare la corsia di sinistra. Osso Armellino al limite dell'area, prova a lanciare Fabbro e poi Ius regala il pallone al bomber carlinese. Kodromaz, resta in pressione il Cernis Muzzane, ma c'è la ripartenza del Lignano che supera la metà campo con Pavan. In realtà allora il cambio c'è stato, perché vedo in campo il numero 16 Pavan al posto di Cervesato, che non vedo più in campo. Sì, infatti, allora Pavan al posto di Cervesato, e questa è la sostituzione che ha operato Venturuzzo. Non è stata segnalata, ma non importa, l'importante è capire. Ed è entrato anche il numero 14 Pinzin, che va al calcio di punizione, e allora andiamo a capire al posto di chi è entrato anche Pinzin. Sinistro
Centro area, svetta di testa, Russo si allunga in presa del Mestre e riesce a far ripartire il Charlie Smuzzane. Allora, Pinzin è entrato al posto del numero 10 Durmici, quindi i cambi di Venturuzzo sono stati Pavan al posto di Cervesato e Pinzin al posto di Durmici. Questo è lo schieramento del Lignano in questo secondo tempo. Difesa a 3. Anzi, difesa sempre a 4 con Ius e Mauro sulle fasce e Terrida e Russo centrali. E Chiaruttini e Cusin che giocano da prime punte con Pavan che lavora sulla fascia destra. Eccolo il numero 16 possesso palla, opera un cross troppo arretrato per le possibilità di intervento di Cusin. Black Charlie Smuzzane, ma Cefchetti guadagna un calcio di punizione. A Campola galoppa, si accenta a Campola, si allunga il pallone, non riesce a favorire l'assist verso Fabbro che aveva preso posizione al centro dell'attacco del Charlie Smuzzane. Paolini, Ius, Paolini, la finta del numero 8 con il lancio verso Cefchetti. Pavan, Kodromaz interviene a fermare la trama offensiva del Lignano che comunque resta in possesso di palla con la rimessa laterale. Se ne incarica Pierluca Ius, ma è Kodromaz, eccezionale tecnica e scelta di tempo. Poi si allunga un pallone, si è fatto anche male Kodromaz sul contrasto. Il fallo è di Paolini. Altro cambio, stavolta per Vittore, che spedisce in campo il numero 15 Grion al posto del bomber di giornata Migliorini, autore di una doppietta. E quindi al sesto minuto del secondo tempo Vittore concede la passerella a Gianluca Migliorini, sostituendolo con il numero 15 Grion. Il ruolo è più o meno lo stesso, quindi Grion si piazza nel cerchio di centrocampo. Zanon, Persini, bravo. Poi Grion prolunga in avanti, a Campola non può intervenire. Osso è venuto qui sulla sinistra con Accampola che si è spostato sulla fascia destra. Si scambiano spesso la posizione i due attaccanti laterali di Vittore, mentre Peressini è generoso nel tentativo di mantenere la palla dentro il rettangolo di gioco. Regala il calcio d'angolo al Lignano. Siamo arrivati all'8° minuto del secondo tempo. Sempre 3-0 per il Charlie Smuzzane allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro nell'anticipo dell'11ª giornata d'andata del campionato di eccellenza in Friuli Venezia Giulia. Una giornata che saluta anche l'elezione di Hermes Canciani a nuovo numero 1 del calcio regionale. Nel spoglio dei voti che si è tenuto questa mattina a Tolmezzo, Hermes Canciani, già vicepresidente, si siede sullo scranno che fino a ieri era di Gianni Tofoletto. Zanon, Del Mestre,
coi piedi verso Fabbro. Nastri mette giù il pallone, poi assieme a Grion prova a imbastire un'azione offensiva per il Charlis Mussane. Ossalmellino anticipato di testa, Cefchetti, Cusin, Grion, le finte, poi non si avvede del ritorno di Paolini, anche se Grion protegge efficacemente il possesso. Kodomaz, Zanon sventagliata a cercare Osso, Lignano in fase di interdizione, per un attimo torna in possesso di palla, ma è sempre pressione il Charlis Mussane. Ossalmellino, Fabbro anticipato da Russo, ribadisce ancora Grion che è subito entrato in partita. Eccolo Kodomaz, Ossalmellino, la finta sul destro, imparabile per Gobbato, e il Charlis Mussane cala il poker al 10° minuto del primo tempo. Si iscrive a referto anche Alessandro Ossalmellino, finta di corpo, pallone che scorre, palla sul destro, staffilata dal cuore dell'area di rigore di Gobbato, si gonfia la porta e il Charlins ne fa 4. A campo la lotta sulla tre quarti, ma è Paolini che sradica il pallone dai piedi dell'avversario e prova a far ripartire il Lignano, che ha bisogno di una scossa più psicologica che altro in questo momento, al di là delle carenze tecniche dell'11 affidato da questa giornata a Venturuzzo, che ha sostituito l'ex a questo punto mister del Lignano Adamo Zecchinel sulla panchina della formazione del presidente Scudeler. Del Mestre coi piedi, lui ha giocato anche quest'estate a beach soccer, per cui è abituato a gestire le situazioni negli spazi stretti, infatti non si fa sorprendere il portierone del Charlins Mussane. Venturuzzo si è seduto sulla panchina del Lignano, mentre fino a poco fa era in piedi per cercare di incitare i suoi. Adesso si è proprio seduto lì, anche lui evidentemente vessato mentalmente dal quarto gol del Charlins Mussane. A questo punto la gara non ha più molto da chiedere, se non una possibile reazione d'orgoglio dei padroni di casa. E devo anche sottolineare il fatto che nessuno dei 4 gol realizzati dal Charlins Mussane è opera di Filippo Fabbro. Di solito il bomber è sempre uno di quelli che si iscrive volentieri alla giostra dei realizzatori. Zanon, Peressini, taglia nastri al centro, Fabbro non filtra il suo destro. Adesso il Charlins gioca
sul velluto e tenta anche qualche giocata di tecnica, approfittando del enorme vantaggio accumulato fino a questo punto. Con un lancio in avanti, fuori dalle possibilità di intervento di Osso Armellino. Gobbato. Russo. Persini è bravo Pinzin a liberarsi negli spazi stretti, e poi Pavan anticipa Grion, ma ritorna sul pallone il giocatore del Cernis Muzzane. Osso, Cefchetti, Ius, Paolini, ancora Paolini, ma Fabbro è più bravo di lui. La tecnica di Filippo Fabbro. Osso Armellino, la tecnica di Osso Armellino. Fabbro prolunga verso Piccolotto, cross raso terra sul quale interviene Russo, poi spaventato dalla pressione di Accampola, il centrale di Ventuluzzo mette il pallone in fallo laterale. Palla persa per gli ospiti quando siamo arrivati al quarto d'ora di gioco del secondo tempo, sempre 4-0 per la formazione del presidente Zanutta in casa della squadra del presidente Scudeller. Occhio a Chiaruttini che prova ad anticipare Zanon, attento del Mestre, esce al limite dell'area e spara il pallone direttamente a Aprilia Marittima. Pressione del Lignano, avanza Paolini, detta il passaggio Cusin, ma Paolini preferisce andare su Cefchetti. Alla fine però il Lignano finisce per perdere palla, troppo lenta l'azione dei giallo-blu, che comunque le recuperano il possesso di palla con Ius. Ancora Paolini, Ius. Va in pressione Kodromas che con l'aiuto di Osso Armellino quasi recupera il possesso. Poi Gregoris si fa sfuggire la boccia, libera Grion. Pressione Lignano, Pinzin, Chiaruttini. Mauro in proiezione offensiva, c'è anche la posizione irregolare chiamata allo stesso Pinzin. Cross al centro, nessuno degli avanti carlinesi è pronto a intervenire. Questa è pressione la squadra di Vittore. Siamo ormai al 18° del secondo tempo, sempre 4-0. Gregoris, Kodromas, si va al piccolo trotto, ormai i ritmi del match sono scemati
Proviamo a vedere qualche ripartenza con Cousin che buca Zanon, prosegue Cousin e ha il merito di crederci fino in fondo, sfrutta l'indecisione di Gregoris e dal limite dell'area con il destro realizza almeno il gol della bandiera per il Lignano. Bravo Cousin, 1-4 al 19esimo. Deconcentrazione totale da parte del Charlie Smuzzane, ne ha approfittato Cousin, 1 contro 2. Campola lotta sulla destra, Sterza tocca il pallone con la mano, ma la palla è uscita dal campo e ci sarà la rimessa laterale per gli ospiti. 20esimo del secondo tempo. No, subito fallo invece a Campola, quindi c'è il calcio di punizione. Cross al centro, Fabro prova a spizzare, non va, no, anzi la Zanon che è salito per intervenire di testa. Ius, alto lancio in avanti, poi Šefčević alza eccessivamente i tacchetti andando a colpire direttamente Nastri sulla crapa, niente di grave, si è già ripreso il gioco. Zanon, il lancio di Grion verso Campola, si lavora lì sulla destra, occhiata al centro, Osso d'esterno verso Fabro, Pavan inseguito e raddoppiato da Nastri e da Kodromaz, pallone finisce in calcio d'angolo, anzi rimessa laterale. Šefčević, Pavan, Paolini, centralmente verso Pinzin, Paolini, cross verso Chiaruttini, scavalcato dal pallone, è già ripartito Peressini, a Campola, alto colpo subito dal numero 7, anzi scusate dal numero 11 del Charlie Smuzzane, numero 7 Osso Armellino. Non ci saranno troppi fastidi per Accampola che di fatti si rialza e quindi Totò va a prendere posto in ufficio là davanti nelle fila del Charlie Smuzzane. Mentre terzo cambio per Venturuzzo che ha sostituito Ius con il numero 17 Cassin, mentre Vittore richiama in panchina Osso Armellino che si prende anche gli applausi e spedisce sul terreno di gioco penso sia Borsetta. Il problema è che con questa oscurità, questa visibilità, i numeri azzurri su sfondo arancione sulle maglie del Charlie Smuzzane sono assolutamente leggibili. Eccolo comunque il break per gli ospiti, era finito in posizione irregolare a Campola o anche Fabro in fuorigioco di rientro. Ancora, bravo Nastri. Autore della solita partita di quantità e qualità.
in mezzo al campo del Charlis Muzzane, ex giocatore del Fontana Fredda. Calcio di punizione ciabattato da Simone Del Mestre, subito in fallo laterale. Palla era uscita, non se ne è accolto l'assistente del signor Gregoris. Questi è Pavan, prova a sfondare sulla destra, guadagna la rimessa laterale. Paolini verso Mauro, che prolunga su Chiarottini. Chiarottini 1 contro 1 con Peressini. Palla sul sinistro e cross troppo lungo per le possibilità di intervento degli attaccanti giallo-blu. Poi lotta Pavan, ma alla meglio per un attimo la retroguardia del Charlis Muzzane. Kodromaz mette il pallone in fallo laterale. Pinzin, altro cross al centro, ma Cusin è impossibilitato a intervenire. Poi il lancio verso Fabbro, anticipato da Russo. Sventaglia il pallone davanti Russo. Nulla di fatto. Siamo al 25esimo. 1-4 il punteggio allo stadio Tegil tra Lignano e Charlis Muzzane. Nastri, Gregoris, Kodromaz, a Campola, ha arretrato sull'agio d'azione Shefketi e adesso gioca davanti ai difensori. Questi è Grion, a Campola, Grion, possesso palla del Charlis Muzzane, Nastri, Kodromaz. Detta passaggio Nastri, capisce Shefketi, mette il pallone in fallo laterale. 26esimo. Impressione del Charlis Muzzane, Gregoris, a Campola, ancora Gregoris, sulla verticale verso Nastri, anticipato il numero 4, ma poi il Charlis Muzzane torna in possesso palla. No, perché Pavan efficace in fase di interdizione, ma poi un Charlis Muzzane che arriva al limite dell'area, prova direttamente Cassin lo slalom con i difensori del Lignano fermi come statuine, non riesce il gioco di prestigio all'attaccante del Charlis Muzzane. Nastri, passaggio fuori misura per Fabbro, ritmi di gioco che sono aumentati rispetto alla fine del primo tempo. Il gol di Cusin ha avuto il merito di aver rivitalizzato, seppur molto parzialmente, il Lignano. Adesso Charlins, anche per evitare brutte sorprese, prova ad accelerare per andare a caccia di quel quinto gol che ricaccerebbe in gola l'urlo dei tifosi del Lignano, che sono talmente demoralizzati che sul gol di Cusin hanno festeggiato
il giusto, per non dire ben poco. Anche se adesso Lignano, nonostante lo svantaggio, gioca in maniera volitiva e prova a mettere in difficoltà la capolista. Pavan si accentra, si porta la palla sul sinistro, Pavan dal limite dell'area, Pavan, un passaggio telefonato sul quale Del Mestre, rimanendo fermo e impassibile in mezzo ai pali, riesce a intervenire bloccando impresa sicura. Paolini, inseguito da Campola, si ferma Paolini, subisce il fallo del numero 11 del Charlie Smuzzane. 29esimo. Zanon liscia, ma altrettanto fa Cousin. Pallone a disposizione di Del Mestre, che ha già rilanciato in avanti verso Fabro. Fabro chiama in causa Cassin. Rimessa laterale per il Charlie Smuzzane. Che subito butta via il possesso. E poi finiscono due lignanesi per le terre. Fischia il signor Gregoris, comanda un calcio di punizione per i padroni di casa. Quando siamo arrivati alla mezz'ora di gioco del secondo tempo. 1-4 il punteggio. In attacco il Charlie Smuzzane, le finte, il cross da parte di Pinzin, ancora Del Mestre, e poi spedisce il pallone dalle parti di Accampola. Nastri a supporto, Accampola ancora, Pinzin sventaglia un campanile sperando che Chiaruttini possa intervenire, ma Persini appoggia di testa a Del Mestre. Colomas, Zanon, pallone avanti verso Cassin anticipato, poi arretra il giocatore del Charlie Smuzzane, si riparte da Zanon che chiede ai suoi di fare il movimento d'incontro per offrirgli una linea di passaggio attraverso Del Mestre. Scambia gioco Gregoris, Greon, Kodromaz, possesso palla a due tocchi per il Charlie Smuzzane, ha battuto Greon da parte di Paolini, calcio di punizione. Paolini, dopo aver atterrato l'avversario, ha allungato anche la mano in segno di pace. Greon non ha gradito, fallo in attacco da parte di Fabro, un tagliafuori offensivo irregolare. Pavan, Shefchetti, ancora Black lignanese con lo stesso Pavan che cambia gioco su Pinzin centralmente. C'era il taglio di Matteo Faggiani, poi il tiro al limite dell'area da parte di Pinzin, preda di Del Mestre. Accampola si libera con un giro dorsale di Shefchetti. Accampola, palla al piede, palla sul destro,
Poi serve Fabbro sulla destra, voleva anche un fallo il giocatore con numero 11, maglia arancio-azzurra. Forse non aveva tutti i torti. Si riparte comunque con Pavan. Paolini. Pavan sulla destra, avrebbe spazio. Gli si pone dinanzi Kodomas. Pavan arriva al limite dell'area, allunga su Matteo Faggiani. Pallone direttamente oltre la linea di fondo, quindi rinvio per Del Mestre, che però consegna il pallone a Sefchetti, anche se poi Cusin viene anticipato. Fabbro, non c'è nessuno a sfruttare la sua sponda aerea. 34esimo, ormai anche i tifosi puntano ad arrivare il prima possibile al triplice fischio finale del signor Gregoris. C'è ancora spazio per qualche emozione. Paolini al centro, libera la difesa del Charlis Buzzane con Kodomas. Fabbro a Campola, sbagliato il passaggio, break lignanese. Paolini, Sefchetti, le finte del giocatore con il numero 8 Russo, cambia gioco sulla sinistra dove opera Mauro. Pinzin, Mauro cambia gioco per Pavan. Pavan al limite dell'area, cross al centro, un pallonetto, una palombella su quale prova a intervenire Faggiani. Atterrato Faggiani, tutto regolare. Riparte Charlis Buzzane, lo ferma fallosamente Ius. Si riprende con il calcio di punizione del Charlis Muzzane, che prova l'affondo sulla destra. Che se Mauro fa buona guardia, quindi spazza la difesa lignanese. Resta in pressione la squadra di Vittore con un passaggio in avanti sbagliato, con il mister carlinese che smoccola quello che può in panchina. Paolini non ha linea di passaggio e ha cerchiato come fonte del gioco lignanese. Si riparte dalle retrovie. Russo, Paolini, Terrida, ancora Paolini, lancia in avanti verso Pavan, pallone che rimane dentro il rettangolo di gioco, ma Kodomas è attentissimo. Ottima partita anche da parte di Kodomas. Gregoris con i piedi del Mestre. A Campola. Esce Russo, palla al piede dalla fase difensiva, ma resta ancora in pressione il Charlis Muzzane. Nastri, Peressini, detta il passaggio a Campola, c'era forse un fallo al limite dell'area.
anche se è già ripartito il Lignano. Siamo arrivati al 39esimo del secondo tempo. Pavan sfugge a Codomas, Pavan, tocco sotto, accenna l'uscita del Mestre. Pavan lo anticipa con un pregevole esterno e al 39esimo dimezza lo svantaggio il Lignano, 2-4 in contropiede. Incredibile che sull'1-4 il Cialdis Muzzane abbia preso un gol su una ripartenza, ma apprezziamo anche l'impegno dei rilievi messi in campo da Venturuzzo, che nel secondo tempo hanno un po' vivacizzato la situazione in casa giallo-blu. Codomaz, Nastri, Codomaz, questi è Gregoris che allunga su Zanon. Ancora un fallo subito dal Lignano, che a livello di energia in questo frangente ne ha di più rispetto a Cialdis Muzzane. Cialdis Muzzane che probabilmente pensava di poter andare sotto la doccia un po' più velocemente e partendo di meno, invece il Lignano quantomeno la reazione dell'orgoglio l'ha palesata, l'ha espressa. Problema per Fabro, per Filippo Mauro che si rialza. Sembrava gli avessero spaccato la rotula nel momento in cui ha impattato contro l'avversario, forse più paura che altro. Il numero 3 del Lignano comunque si è già rialzato. Quarantunesimo nel secondo tempo, Lignano in attacco, Faggiani sulla sinistra per il suo compagno di reparto Pinzin. Adesso è proprio evidente questo schieramento 4-2-3-1 scelto da Venturuzzo, con Paolini e con Pinzin davanti alla difesa. È uno schieramento molto offensivo, con un Cialdis Muzzane che invece tiene bassa la difesa a 4, provando a non subire più di tanto. Lignano in pressione, tiro dal limite da parte di Matteo Faggiani e attenzione, è 3-4 al 42esimo e a questo punto ci crede, c'è il presidente Zanutta che sta preoccupandosi, infatti fa partire qualche urla all'indirizzo dei suoi giocatori. Attenzione, si riapre la partita al 43esimo, Lignano 3, Cialdis Muzzane 4. D'esperienza Fabro fa notare all'arbitro che i giocatori avversari non sono fuori dal cerchio del centrocampo e quindi perde qualche secondo prezioso. E l'ho detto, il Cialdis Muzzane era convinto probabilmente di andare sotto la doccia con minori difficoltà, ha forse staccato la spina dell'attenzione un po' troppo presto e il Lignano ne sta approfittando. Da 0-4 a 3-4 e ci sono ancora
2 minuti abbondanti più un corposo recupero a disposizione delle speranze lignanesi di arrivare almeno al pareggio. Gianni Smuzzana in possesso palla. Fabro rinviene Chiarottini, che spedisce pallone in avanti. Fagiani anticipato da Peressini. Sbaglia Nastri, allora ripartenza lignanese, troppo lungo il filtrante di Pavan verso Cusin. Cusin gli dice: caro Pavan, mettimi il pallone un po' più laterale, perché se è così centrale la difesa del Cianis Muzzane avrà per forza la meglio. A Campola protegge la rimessa laterale. Un po' preoccupato Vittore davanti alla panchina del Cianis Muzzane. In piedi anche Ventoluzzo davanti alla panca lignanese. A Campola raddoppiato, spezza il raddoppio, c'è un fallo sulla Campola, ma il pallone è buono per Cusin. Cusin 1 contro 1 con Zanon. Cusin sterza, bravo Zanon a recuperare il possesso, e c'è anche la ammonizione per Cusin, non so se per proteste o per simulazione, probabilmente per protesta, perché avrà detto qualcosa che l'assistente di linea dell'arbitro ha rilevato. Pallone verso Fabro, sovrastato da Terrida. Buon lavoro in palleggio di Pinzin. Anticipato Pavan, Cefchetti prolunga in avanti verso Fagiani. Ribadisce Paolini, ma poi il Cianis Muzzane esce dalla fase difensiva. Ancora Terrida anticipa Fabro. Cefchetti che gioca da esterno basso di destra. Gobbato. Bravo Grion, cerchio del centrocampo. Anche Zanon spedisce il pallone lontano dalla propria area. C'è un fallo in attacco da parte di Borsetta. 3 minuti di recupero. E allora si giocherà fino al 48esimo. Nel cuore dell'area Mauro! Si ritrova sul sinistro un pallone che, vista la libertà di cui disponeva, poteva sfruttare un po' meglio. Pallone ampiamente sopra la traversa della porta difesa da Del Mestre. Se n'è andato il primo dei 3 minuti di recupero. Russo anticipa Fabro. Poi Pavan prova a sfondare sulla destra, sale anche Cefchetti. Russo, Paolini, Cefchetti, attaccato da Campola. Paolini, ancora Cefchetti, prova ad accentrarsi, capisce tutto Cianis Muzzane, anche se poi Fabro non riesce a involarsi in contropiede. Pavan centralmente, non controlla Fagiani, spazza via Zanon. Se n'è andato anche il secondo minuto di recupero, ancora un giro di lancette prima che il signor Gregoris fischi la fine della partita. Fabro allontana il pallone, sempre pressione nel Lignano, che all'arma bianca adesso prova a sfondare centralmente. A Campola subisce il fallo di Paolini e poi rimane lì a cercare i tartufi sul terreno di gioco dello stadio Tegil, anche per guadagnare qualche ulteriore secondo prezioso. Ormai 20 secondi al termine.
Credo che il signor Gregoris farà battere il calcio di punizione e poi fischierà alla fine. Non ci sarà recupero sul recupero. Calcio di punizione che avviene esattamente come ho appena predetto. E allora il Cernis Muzzane con un pizzico di spavento finale espugna il Tegil di Lignano vincendo per 4-3. Io ringrazio Alberto per le immagini e le riprese da Lignano Sabbiadoro. Grazie a voi per averci seguito fino al termine dell'incontro. Ribadiamo la vittoria della capolista Cernis Muzzane a Lignano e poi l'appuntamento è per le ore 18 con Sport Life in diretta con tutti i risultati del calcio dilettanti. Ciao a tutti.